One, two, three, and... Buongiorno, con un certo gelo, guanti, gambali, sono 5 gradi e mezzo, parto. Oggi è domenica 11 settembre, sono in quel di Cortina, un po' più basso veramente, sono a Piandalago e oggi facciamo, penso, l'ultimo giro epico della stagione. Vado alle 5 Torri facendo il giro Le Tofane. La giornata si prospetta bella, ha messo un nuvolo più tardi, ma mettono come temperatura massima 18 gradi. Comunque adesso fa veramente freddo. Qua sotto c'è una bella nebbiolina, ma per fortuna noi dobbiamo andare in su. Sono sulla ciclabile e praticamente devo circumnavigare Le Tofane. Ben ma che atmosfera surreale. Là in fondo possiamo ammirare Cortina alle 8 di mattina. Ah, fatta anche l'arrivo. Posso dire che sono partito da Piandalago, abbiamo fatto quasi 12 km e già da subito, wow, questa parte è tutta in ombra, un po' di sole non guasterebbe. Cosa vuoi dire? Fico. Ho iniziato ufficialmente la salita che mi porta su verso Fanes e già devo dire che le pendenze si fanno sentire. Temo che qualche tratto dovrò farlo a piedi. Ho già il rapportino. Faticaccia. Dalla strada principale, che è là che va su, piccola deviazione, speriamo che non mi girino la bici, ma non vedo anima viva qua, e andiamo di qua. Forse dal rumore si sente già di che cosa si tratta. Che figo. Qua c'è anche la corda perché giù è proprio un burronaccio. Figata. Minchia. Certo che per chi soffre di vertigini qua non è proprio il massimo. Già si vedono. Comunque dai, il fatto di avere la corda qua mi dà una certa sicurezza. Anche figata. Guarda lì. Mamma mia. E lì van giù. Che figata. Là sotto si passa. Mamma mia che freddo. Wow. E di qua adesso si torna indietro. Come potete vedere mi tengo per bene la corda. Comunque dicono che il segreto sia non guardare giù, e effettivamente è meglio non guardare giù. Dura per chi soffre di vertigini, però non potevo non andare a vedere. Adesso c'è una parte leggermente più piana, non ho idea se poi ci siano altri pezzi durissimi come prima. Poi costeggiamo il torrente, bello. Senza che mi cappotto. Oh. Dalla partenza fino adesso ho fatto 730 metri di dislivello, il che vuol dire che ridi e scherza, me ne mancano ancora 2000. Non pensiamoci, va. Allora, rapporto agile inserito. Proviamo. Ciao. Troppo dura. Ma che storie, ma che posti. Cioè, non so, ai 100 metri è una meraviglia qua. Mamma mia. Maiga di Gran Fanes. La piacevolezza, la meraviglia di sto posto è una cosa incredibile. È incredibile. È bellissimo. Un po' meno la salita che mi aspetta, però wow. Diamo un salutino qua alle amiche mucche. Ecco, brava. Ma secondo voi lo fa apposta? Scusa. L'ho messo, io sto in mezzo, ma sarà dispettosa. Vediamo dopo sta salitozza
sì, la vedo molto molto rampante. Sono questi ruscelli qua che accompagnano. Ho fatto alcuni pezzi, non li ho filmati perché ero proprio under pressure, come si suol dire. Mamma mia, di quelle rampe spaventose. Ho dovuto mettere i piedi a terra 2 o 3 volte, ma insomma, vabbè. E va dentro nella tana. Wow, mai visto una marmotta così da vicino? Comunque, guardate che posto. Ma, cioè, io adesso devo salire su e scavallare. Porca miseria, guarda che cavalli possenti. Ciao. Oh, da parlare. Mamma mia. Certo che bello e bello. Finalmente una parte con qualche sassetto. Piccolissima sosta per far vedere quanto è imponente la natura. Ci sono quei roccioni là che sono staccati dalla montagna, che sono immensi, dei massi immensi. Io vengo da laggiù e proseguirò di là. Un po' di discesa, poca roba, e con tanta gente. Vabbè. Wow, bella sta parte. Un pianoro. Questa è alta. Ok. Oh cazzo, figo. E direi che andiamo fin là, no, beh, un po' prima delle scale, credo. Porca vacca. Qua. No. Basta. Op. Grande, grandissimo, bravo, molto bene. Ora sta base di albero con le radici vecchie. Oh, che storia, che figo. Piano. Ok. E ciao. Wow. Ok. Tutto a piedi. Questa tutta a piedi. Che buchi. Questa è la parte meno affascinante del giro. 35.
Ennesimo ponte. Bene, ho appena finito di scendere da quella maledettissima discesa scalinata, gradonata e quant'altro. Fanno male le ginocchia. Sono sceso penso per mezz'ora. Mi è scesa anche la gomma davanti, l'ho ripompata. Adesso vediamo, speriamo che tenga un po'. Andiamo a fare sto sentiero qua che sembra carino. Devo star morbido davanti. Attenzione. Ah, poi basta tutto qua. Sto salendo a rifugio Valparola, questa bella strada forestale che però, tanto per cambiare, porca vacca, tira come oddio, ma è impossibile che tutte le strade tirino così tanto. Sto salendo sulla strada asfalto per arrivare al passo Valparola, non finisce più, è lunghissimo. La scalinata di prima fatta a piedi, quella mezz'ora lì mi ha demolito le gambe, ma teniamo botta, dai. In compenso panorama. Spero che tutte quelle nuvole lì si fermano, si rompano. Poi non so quanto manchi, proseguiamo. Questo è il laghetto artificiale del passo di Valparola. Questo deve essere un museo sulla guerra, decisamente. Guarda che è inquietante, veramente inquietante. Questo è il cartello del passo Valparola, 2192 metri. E qua è incredibile il panorama. Passo Battaio, una ripresa dietro. Bene, andiamo a divertirci un po'. Ok, sto in mezzo. Wow, che figata. Fatto che semplice. Boh, adesso vediamo qua se la nota tiene. Ok, però forse un po' più scorrevole veramente. Piano qua, piano qua. Facciamo. Ok, come faccio ad arrivare là? Qua è tutto bagnato. Merda. Tu e le tue idee malsane. Ok, queste sono le mette. Oggi già che non finiamo dentro. Insomma, meglio che torni fuori l'asfalto. No. Alla fine della fiera sono venuto giù dal passo Falzareo per l'asfalto, perché i sentieri sono tutti bagnatissimi, pieni di fango, pozzanghere, radici, e non vorrevo proprio farmi male. Quindi a sto punto ho preso la deviazione per andare sulle 5 torri. Dovrebbero essere circa 1000 metri di dislivello. Ho visto che c'è un punto del 18%, ma vabbè. Eccola lì, la torre grande. Oh, non ce la faccio più. Ed è un pezzettino che sto spingendo a piedi. Prima c'erano i sassi e adesso ci sono queste rampe infernali che nelle mie condizioni non riesco a fare. Per fortuna dietro di me ci sono le 5 torri e il panorama è proprio di quelli eccezionali. Allora mancare poco. Quanta sofferenza. Quest'ultima salita era quasi tutta al 18%. Con qualche piccolo pezzo in cui mollava, ma ha sempre tirato tutta.
Mi sono fermato 2 o 3 volte perché e per fortuna che era asfaltata. E lì ammiriamo le 4 torri, non più le 5. Quello penso sia il rifugio scoiattoli. Ebbene, ce l'ho fatta, sono arrivato alle 5 torri, anzi, dove cala l'elicottero sono arrivato. Il paesaggio è fotonico, c'è un'aria becca, ma dovrei andare su di là, scavalcare quella forzelletta lì e poi scendere dall'altra parte. Non credo che andrò su di là, sono troppo finito. Bene, vediamo il 5 torri più da vicino. Dio santo, guarda com'è crollata giù una. Che impressione, oh? Fatta in più pezzi. Che meraviglia. Credo della Madonna. Tutto intelato. Va bene, e adesso si torna a casa. Bello. Ciao cane. E la beffa, guarda che roba. Wow. Wow. Se sta a congelare le gambe qua, altro che storie. Porca miseria. Fa un certo che stava in giù. Faccio che la ruota un po'. Guarda in su, guarda che roba, spettacolo puro. Tornato al punto di prima, mi rimetto sulla strada principale e scendo. Sì, come mi succede ultimamente, non c'è niente da fare. Qui sembra anche bello, wow, che figata. Beh, insomma dai, venire per la strada ha anche i suoi aspetti. Ah, quella è Cortina, che figo. Oh. E di qua invece di qui, ma guarda che belli, guarda che campo di fioretti belli. Vuoi non farti un'ultima salitina prima di arrivare alla macchina? Che cacchio, giro bello ma molto duro sia la prima salita, quella che va su alla Malga di Gran Fannes, perché ha dei pezzi veramente duri con un fondo ghiaioso e quindi difficile. Poi lassù tutto il pianoro è bellissimo e poi c'è da fare mezz'ora più o meno a piedi giù per le scarpate lì. Poi da lì sono andato fin su al passo Valparola. Ecco, è stata veramente dura perché c'era una prima parte su strada forestale bella ma dura perché tutta che tira. Oggi tutte le salite tiravano tantissimo e anche quelle in asfalto arrivare su, sarà che ero stanco anch'io, ma non finiva mai. Ho provato a fare un sentiero, mi sono bagnato i piedi completamente perché si vede che gli ultimi giorni ha piovuto tantissimo e sono sceso per la strada normale. Poi sono salito su per andare a vedere le 5 torri ed è stata un'agonia, mi sono fermato 3-4 volte, quasi tutta al 18%, a parte qualche pezzettino che spiana, spendeva meno, diciamo così. Veramente dura, e quando sono arrivato su effettivamente c'è uno spettacolo bellissimo, un vento della Madonna, e poi da lì dovevo andare su, scavallare la forcella, ma non me la sono sentita. Alla fine sono tornato giù per la stessa strada e sono rientrato alla macchina, insomma. Dai che qua si muovono un pochino, chissà che non arrivi a casa per l'ora di cena. Alla prossima!